Buonasera a tutti, spero che si senta e che il collegamento funzioni. Io vi racconterò una storia che è proprio la storia sul campo del tentativo di applicare i due concetti che danno titolo a questi incontri, il diritto alla vita e la libertà di cura. Già nelle lezioni del professor Gaudino e anche della professoressa Fontanella si è detto con chiarezza che la legge 2017, che è giudicata una buona legge, di fatto è inapplicata. E quindi c'è una enorme distanza tra quello che si potrebbe fare e quello che in realtà si fa su questo argomento. Ad esempio, le disposizioni anticipate di trattamento in un reparto come il nostro ne riceviamo 2 o 3 all'anno, ma sono il prodotto del lavoro di chi ha lavorato sul territorio, in particolare di pazienti con malattie degenerative croniche che sono assistiti dal medico, dall'infermiera del territorio, dalla psicologa, che poi soprattutto in occasione di diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica sono capaci, sono aiutati e scrivono le disposizioni anticipate di trattamento che poi ci vengono recapitate, e quindi nel caso questi pazienti arrivassero per un qualsiasi motivo in pronto soccorso, noi abbiamo già l'indicazione di ciò che hanno deciso formalmente e secondo tutte le indicazioni anche della legge, no? Mentre sulla pianificazione condivisa delle cure il reparto di terapia intensiva poco è adatto, nel senso che è un reparto con ricoveri di poco tempo, 2 o 3 giorni al massimo, perché poi i pazienti appena sono stabilizzati se ne vanno in altri reparti o purtroppo muoiono. Non solo, ma tutte le tecniche relative alla terapia intensiva fanno sì che la comunicazione sia particolarmente complicata e quindi sia quasi impossibile comunicare compiutamente con il paziente in terapia intensiva. E allora vi racconto una storia per cui noi abbiamo sofferto di questi problemi, abbiamo provato una strada già 10-12 anni fa che ci portasse a avere una gestione dei pazienti più vicina al rispetto alla libertà di cura e al diritto alla vita. Se vediamo la prossima slide, come abbiamo provato sul campo. Andiamo avanti, vediamo la prossima. Ecco, questo per dire qual è il curriculum di un vecchio medico quale sono io. Adesso spero che le cose cambino un po', però fai un po' di filosofia al liceo, ti laurei in 6 anni in medicina, fai la specialità di medicina interna come me, la specialità in anestesia e terapia intensiva come me, quindi in 20 anni tu vieni preparato a trascorrere tutta la tua vita professionale accanto a malati, dolore, sofferenza, morte, e non hai fatto un minuto di formazione sulla comunicazione, sulle relazioni, sull'etica. Adesso spero che i corsi universitari comprendano queste materie che sono veramente cruciali. Vediamo la prossima. E quindi nel 2011 comincia questa vicenda con un incontro fortunato di qualche anno prima che fa sì che alcuni di noi vanno a fare un master di bioetica all'Università di Padova e alla facoltà di filosofia, cosa assolutamente strana per un dottore che lavora in ospedale, in pronto soccorso e sull'urgenza. E per cogliere la necessità di perfezionare questo argomento, facciamo uscire un questionario. Questo poi sarà persino la mia tesi di master, e proviamo a chiedere
a chi lavora in ospedale cosa significa morire in ospedale. Vediamo la prossima, è solo la sintesi. Consegniamo 170 questionari piuttosto complicati, nel senso che ci si deve pensare per scrivere, ragionare, domande complesse, multiple, eccetera. La gran parte sono femmine, tra i 31 e i 50 anni, la gran parte infermieri e soprattutto medici infermieri in area critica. Ovviamente questo questionario non è stato somministrato a figure sanitarie che non vedono mai il fine vita nel loro reparto. Pensiamo all'ortopedia, no? Pensiamo a reparti di questo tipo qua. La gran parte, più di metà, lavorava da più di 10 anni e gran parte di loro dice sì, qualche seminario su questo tema del fine vita ho frequentato, altrimenti ho letto delle cose per i fatti miei. Il risultato finale, vediamo la prossima diapositiva, ci dice che alla domanda sulla sofferenza morale, cioè cosa ti porti a casa di negativo dopo che hai finito di lavorare, c'è al 70% quasi l'accanimento terapeutico. Al secondo posto la mancanza di rispetto dei pazienti. E poi via via, poco tempo per la relazione, l'accanimento diagnostico, di corsa in radiologia a fare l'attack poche ore prima di morire e via dicendo. Comunque l'accanimento terapeutico rappresenta, e la mancanza di rispetto dei pazienti, che è un termine pesantissimo come potete immaginare, rappresenta la sofferenza morale maggiore negli operatori sanitari che hanno a che fare con pazienti alla fine della loro vita. Vediamo la prossima. Questo questionario ci segnala di seguito, una dopo l'altra, che intanto c'è una certa sensibilità di medici e infermieri sui temi etici, però non sono inadeguati, si ritengono inadeguati e prima di tutto dal punto di vista della relazione col paziente piuttosto che con il mestiere, cercano degli strumenti per risolvere questa inadeguatezza, però non riescono a trasformarla in qualcosa di positivo, anzi i comportamenti in generale possono essere anche considerati poco rispettosi della dignità della persona. Vediamo la prossima. E quindi da questo primo diciamo, lavoro ne nasce un altro l'anno dopo, e anche questo è una tesina di master di una nostra infermiera che fa l'indagine nel reparto di medicina sull'ultimo ricovero in ospedale. Cosa si intende come ultimo ricovero in ospedale? Vediamo un po'. I pazienti avevano tutti più di 80 anni ed erano morti entro 72 ore dal ricovero. Erano tutti con diagnosi note, più patologie croniche, gravi. Tutte le diagnosi necessarie per approfondire erano state fatte, la prognosi era quod vitam, le terapie regolarmente somministrate, poi i controlli ambulatoriali erano attivi e l'assistenza domiciliare attiva. Quindi questa è la popolazione che abbiamo studiato, che sono morti entro 72 ore dal ricovero. Cosa succede? Il primo giorno questi pazienti, se si vede un po' meglio forse se clicchi, ecco, il primo giorno questi pazienti sono a casa, hanno un evento acuto che spaventa la famiglia, che è una riacutizzazione ad esempio dei sintomi che già cronicamente presentavano, chiamano il 118, arrivano in pronto soccorso, ovviamente vengono visitati, fanno un elettrocardiogramma, mettono una cannula venosa per una flebo, fanno dei prelievi, vanno in radiologia, sono ricoverati in medicina e andiamo avanti, e 22 muoiono. Il secondo siamo Ci abbiamo perso un attimo, non è una stanza sì, quasi mette a volta un sondino nasogastrico e poi andiamo avanti giorno 33 muoiono. Comunque il terzo giorno
si cercano di fare, si capisce se sono necessarie consulenze, si discute se fare o no la nutrizione artificiale o altre procedure, sono tutti morti. La conclusione di questa tesina era la seguente, che hai fatto, andiamo avanti, una quantità infinita di procedure in 72 ore, hai fatto 1 migliaio di attività clinico-assistenziali per non essere stato in grado di accompagnare questo paziente alla fine della sua vita. Prossima diapositiva, ed è questo, che alla fine della vita non c'è un'altra possibilità per fare le cose giuste, che è anche uno slogan del mondo anglosassone, dove ci vedete sopra la citazione. Andiamo avanti. E allora noi ci eravamo chiesti all'epoca come fare a rispettare la dignità e l'identità di una persona alla fine della vita nella nostra pratica di ogni giorno. E per rispondere a questa, dovevamo trovare un modo per rispondere a questa domanda: qual è la scelta effettivamente più rispettosa della dignità e della identità di questo paziente specifico, nome e cognome, in questo particolare contesto? E quindi questa era la sfida. Andiamo avanti. Se i medici, i sanitari tutti, non riescono a rispondere a questa domanda, il rischio è che ci siano altre istituzioni, altri codici porranno le loro istanze. Ad esempio la giurisprudenza, una sentenza che ti dice cosa fare: applichi o sospendi una procedura. Le biotecnologie che ti offrono le ultime più raffinate innovazioni, i farmaci, le multinazionali che ti danno continuamente nuove opzioni, oppure l'economia che ti dice ci sono o non ci sono quattrini. Se vediamo qualche esempio adesso più avanti, vediamo ad esempio la questione della cosa dice il magistrato. Il magistrato in passato autorizzavano gratuitamente la costosissima e inutile cura di Bella. Peggio ancora è andata con l'autorizzazione all'uso delle staminali, che tutte e due truffe, con però il magistrato che dice fai così. Andiamo avanti, la questione delle biotecnologie, ogni giorno ti si propone qualche tecnica nuova. Negli anni, una decina di anni fa, piuttosto che operare con grandissimo rischio e elevata mortalità il grande anziano che ha una patologia della valvola aortica, si inventa la costosissima tecnica transcatetere, quindi senza l'intervento. E in questo lavoro del British Medical Journal, dopo 40.000 procedure, la conclusione era che non era giustificato dal punto di vista medico e dal punto di vista dei costi-benefici. Però 40.000 fatte immediatamente appena uscita questa nuova tecnologia. Andiamo avanti. La questione dei farmaci, e questa è questione di ogni giorno. In pronto soccorso arrivano dei grandissimi anziani, 90 e passa anni, che hanno questo loro elenco di farmaci che prendono tutti i giorni, senza che vi siano prove che sono efficaci. Pochi o nessuno studio si fa dopo una certa età, dopo i 75 per solito, i farmaci non si testano più, non si testano le interazioni tra le diverse molecole nella fisiologia dell'anziano. E ad esempio è uscito, questo è un lavoro che esce dalla Germania, e che fanno una lista di farmaci potenzialmente inappropriati
il paziente anziano o grande anziano. Se voi scorrete questa lista vedrete che i nonni o gli anziani nostri usano qualcuno di questi farmaci che sono considerati inappropriati. Tenete conto che una volta fatta una diagnosi di malattia cronica, se tu sei iperteso a 50 anni e vivi 90, per 40 anni ogni giorno prenderai farmaci antiipertensivi. Quindi è un problema così. Oppure la questione quattrini, che è l'ultima istanza che può dettare il comportamento ai medici, che dice: guardate che i pazienti terminali costano troppo, o guardate che il giudice dice non andare avanti con queste spese perché non ce la fa, oppure questo è segnato dalla cornice rossa, è stata una cosa tipicamente inglese, dove in una situazione di uno stato vegetativo permanente il giudice dice che se non è possibile il consenso, i trattamenti costosi li fai solo se è provato che portino reali benefici al paziente, e quindi anche in questo caso decide il giudice e non decidono non decidono i medici. E quindi di nuovo, se non siamo capaci noi di fare i percorsi di cura condivisi con il paziente, ci saranno altri che ci diranno come dobbiamo lavorare. Andiamo avanti. E quindi alla fine noi ci eravamo detti che bisognava essere capaci di motivare perché inizi o non inizi un trattamento oppure lo interrompi, che non possono essere una cosa che decidi da solo al letto del paziente, ma deve essere possibile argomentarla, quindi spiegare a chiunque cosa stai facendo, qual è questo programma di cura e processo di cura. Vediamo che nasce questa idea dei laboratori di bioetica. Si sono fatti l'altro anno sarebbe stato il 10° anno, ma per via del Covid non abbiamo potuto neanche festeggiare, e abbiamo pensato di invitare tutti coloro che possono contribuire a produrre un'analisi etica di un caso clinico che in qualche modo anticipava quello che poi nella legge è la pianificazione condivisa delle cure. E per fare questo abbiamo capito che dovevamo avvalerci di culture altre rispetto a quella strettamente medica e sanitaria, no? Se vediamo ad esempio i filosofi che hanno, andiamo avanti su questa, ecco, in quel contesto lì, poi riprendo il discorso di prima, l'azienda coglie l'importanza di questo inizio di percorso e prima in regione approva l'incarico di coordinamento per l'etica nella pratica clinica presso il nostro ospedale. Quindi è conferita questa responsabilità, che ancora oggi esiste, a una professionista della nostra azienda, occuparsi di coordinare l'etica nella pratica clinica secondo i principi etici, quindi l'analisi dei casi clinici, i suggerimenti, le segnalazioni, eccetera. Andiamo avanti e vediamo che il metodo per poter argomentare quello che accade alla fine della vita è raccogliere tutti i dati, definire chi sono i responsabili, quali sono i problemi etici, se ci sono soluzioni alternative, giustificare il giudizio etico e quindi programmare un percorso di cura. Vediamo che tutto questo, che come si era detto all'inizio non è autoreferenziale, ma è pubblico, è documentato in cartella clinica. Andiamo avanti e vediamo poi come via via come vedete adesso terzo, ottavo, nono laboratorio, in realtà la parte sinistra della slide fa vedere le figure
coinvolte sono sempre quelle che ci portano alla capacità di capire al meglio l'analisi etica di un caso clinico. Vediamo i filosofi, andiamo avanti, che cosa ci dicono i filosofi? I filosofi ci dicono che non basta più il giuramento di Ippocrate, no? Il fatto che ci sia una tecnica che va molto più veloce di quello che mai è stato in medicina e in biologia, il paziente è un paziente emancipato, non arriva più lì col cappello in mano a dire dottore faccia quello che crede. L'approccio al paziente è frammentato, i pazienti sono, le cartelle cliniche sono piene di consulenze, di infiniti specialisti che però alla fine non c'è nessuno che tira le file della vicenda clinica di questo paziente, le risorse sono limitate, c'è un problema di equità dove allocarle e nel mondo d'oggi c'è un pluralismo morale e religioso di cui bisogna tenere assolutamente in conto, visto la numerosità di diversi credi, diverse religioni e diverse tradizioni che fanno parte dell'identità di popoli che adesso convivono con noi rispetto alla unitarietà che poteva essere in qualche modo reclamata in passato, no? Andiamo avanti. E l'altro, quindi i filosofi ti aiutano nel linguaggio che tu non conoscevi in questi termini come i filosofi sanno argomentare le questioni sostanziali. L'altra figura, naturalmente, sono le leggi di questa società. In questo caso si coinvolgono i giuristi. E i giuristi ci dicono, che forse come medici non lo sapevamo, che ad esempio la Costituzione della Repubblica Italiana è molto avanzata su questo argomento e contiene delle affermazioni certamente cruciali. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Di fianco l'intangibilità del corpo, l'integrità fisica e psichica, la salute, la dignità della persona, l'autodeterminazione, l'identità personale, l'integrità professionale, tutti termini che durante il corso di studi per cui siamo diventati dottori noi non avevamo mai sentito, almeno all'epoca, e comunque abbiamo raramente visto agire all'interno dei reparti dell'ospedale. Adesso ci aiutano ovviamente la possibilità di leggere tanto in rete, ad esempio il diritto gentile o il biodiritto sono luoghi in cui esclusivamente si ragiona su questi argomenti e chi volesse può veramente aggiornarsi su questi temi qua. Quindi i giuristi portano il loro contributo ai professionisti della sanità per cogliere qualcosa che era a loro sconosciuta. Andiamo avanti e arriviamo alla legge del 2017 e questa adesso non c'è nessun commento che faccio perché il professor Gaudino ha ragionato perfettamente in occasione del suo incontro, però abbiamo avuto l'occasione a San Daniele, vediamo la prossima, di ospitare nel 2013 il professor Zatti, che è uno importante fondatore del diritto gentile e che si è speso molto per la produzione di argomentazioni giuridiche che poi sono arrivate alla legge del 2017. E vi faccio vedere solo 3 delle sue diapositive che all'epoca ci colpirono moltissimo, perché dice medicina e diritto sono 120 anni che convivono in Europa, hanno linguaggi distanti, che non si capiscono tra loro, pratiche difformi e sostanzialmente una insofferenza reciproca, giudici e medici. Andiamo avanti e dice che poi anche però il tentativo della giurisprudenza di entrare nella prassima medica non ha fatto buone cose, no? Ad esempio considerava, ed è
forse alla luce, cioè è evidente a tutti, no, che il consenso informato è una pratica deleteria, non sono certe le regole e i rischi, e quindi le reazioni sono quelle di non ne voglio sapere o faccio delle cose per difendermi, no? Andiamo avanti e quindi di fatto la pratica medica è estranea e ostile alla cultura dei diritti, alla cultura del corpo persona e alla cultura della relazione. In qualche modo poi abbiamo visto che in realtà la legge del 2017 si occupa proprio di questo aspetto qua, piuttosto che essere, come ha detto anche il professor Gaudino, piuttosto che essere una legge sul consenso informato, dovrebbe chiamarsi legge sulla relazione di cura. Andiamo avanti. Ecco, e quindi questo era l'ultima slide di quell'incontro del 2013 in cui si parlava proprio della relazione di cura e ci fu una proposta di legge presentata sulle basi del lavoro che era stato fatto dal gruppo del diritto gentile, che tutti voi potete andare poi, quando volete, in rete a leggere anche degli approfondimenti. Poi andiamo avanti. Il metodo e le relazioni. Per darci una mano e per avere un contributo con sempre l'obiettivo di essere capaci di fare un'analisi etica di un caso clinico, le altre figure che ci parlano di relazioni, di metodo, di comunicazione, spesso sono gli psicologi. Io adesso vi faccio vedere una slide cui tengo molto perché è una cosa che mi ha veramente colpito, perché questa roba qua succederà a tutti quanti noi. No, ognuno di noi ha la sua storia della sua vita e un tempo in cui questa storia accade. C'è un tempo che passa, adesso Luigi ti chiedo di farmi di andare le diapositive così andiamo avanti rapidamente anche. C'è un tempo in cui ognuno di noi ha una diagnosi, c'è un tempo, quindi un tempo T0 chiamiamolo, un tempo T1 in cui fai il trattamento, fai le terapie. A un certo punto c'è la inguaribilità. Da questo non guarisci, non torni come prima mai, dopo fatta questa diagnosi, e quindi quello è il tempo che resta. Ed è un tempo che arriva poi alla fine della vita. Ebbene, i primi due momenti, se vediamo, sono i due momenti in cui uno può anche delegare il suo tempo e le decisioni a chi lo sta prendendo in cura, a chi gli fa le terapie. No? È un tempo, diciamo così, delegabile. Però il secondo tempo, come vediamo, è il tempo del fine vita e non è più delegabile a nessuno quel tempo lì, nel tempo lì. Però in quel tempo cosa succede? Se vediamo, succede che ci sono delle cure futili, dove il tempo lo perdi, c'è una sproporzione tra quello che fai e il risultato che c'è, può esserci l'ostinazione terapeutica sino all'accanimento, può esserci ancora le bugie, perché non sempre si vuole, si può, si è in grado, si ha la sensibilità per fare ragionamenti su questioni così pesanti con il paziente, e ancora, se andiamo avanti, l'obiettivo invece sarebbe quello di realizzare i desideri, di non provare dolore, e per fare queste due cose bisogna prendere delle decisioni. Le decisioni, come vediamo dalla prossima diapositiva in questa storia che vi ho raccontato, sono le informazioni dolore, le terapie attive si sospendono, non si applicano, le trasfusioni, la ventilazione meccanica, la nutrizione artificiale, l'idratazione, bisogna argomentare tutto, perché se è allo scopo di prolungare una agonia, la verità è che è meglio non applicarle. Ecco, fatto questo ragionamento sulla
comunicazione, sulle relazioni, per le decisioni da prendersi insieme alle persone nella loro storia di malattia, che sarà anche la nostra. Poi vediamo, andiamo avanti, che l'ultimo tassello è la pratica clinica sul fine vita, che è relativa alle due slide che vediamo adesso rapidamente, che sono la sedazione palliativa, che dovrebbe essere una procedura normale, adottata perché non deve esserci sofferenza, non deve esserci dolore in prossimità della morte, e quindi anche se l'utilizzo dei farmaci, della sedazione palliativa e dell'analgesia accorciano in qualche modo la vita, rendono più dignitoso il morire. No? Quindi è una necessità veramente clinica, etica e deontologica la sedazione palliativa. Andiamo avanti, lo stesso argomento vale sulla nutrizione artificiale nelle cure del fine vita a lungo termine. Ci sono benefici e rischi. La PEG, come sapete, è un tubicino che esce dall'addome, entra nello stomaco e lì si nutre il paziente con delle sostanze artificiali, e bisogna sempre considerare in questo caso veramente le preferenze del paziente rispetto alla possibilità, finché è possibile, di mantenere una nutrizione attraverso la via fisiologica, che ovviamente è quella orale. Andiamo avanti. E alla fine si è prodotto quindi lo strumento teorico, il linguaggio dei filosofi, cosa dicono i giuristi, le relazioni, la comunicazione, la pratica clinica, per essere capaci di produrre un'analisi etica di un caso clinico nelle situazioni di fine vita. E quindi, se vediamo adesso la slide che avevamo visto prima, che vediamo proprio di seguito, no? Che era un po' i punti per essere abbastanza approfonditi nell'analisi che facciamo prima di programmare il percorso di cura insieme al paziente e ai suoi familiari. Ad esempio, se andiamo avanti, vediamo, questo è stato il primo caso documentato in cartella clinica che abbiamo avuto, in cui c'erano nella prima riga le domande che ci siamo fatti prima e poi le risposte che ci siamo dati. Questo è un signore relativamente giovane che ha una diagnosi di cancro dell'esofago, che ha le metastasi ossee ed epatiche, ha anche le metastasi nella parete toracica con le coste coinvolte, ha fatto la radioterapia, ha fatto la chemioterapia, ha un'aritmia di cuore, è ricoverato in medicina perché gli manca il respiro, fa un attacco del torace e fa vedere che l'esofago dove c'era il cancro si è rotto, l'aria dall'esofago è entrata nel torace e nel mediastino e gli ha causato un pneumotorace e un pneumomediastino. A quel punto si chiamano gli specialisti, come si fa, il gastroenterologo dice gli metto una protesi nell'esofago così chiudo il buco dove si è rotto, però per farlo deve esserci l'anestesia generale ovviamente, ma se faccio l'anestesia generale per cui devo attaccarlo a un ventilatore, devo risolvere il problema polmonare, quindi devo mettere un drenaggio toracico per far sì che sia possibile andare in sala, addormentarlo, intubarlo, ventilarlo e io poi metto la protesi esofagea. Andiamo avanti, quindi questa è la parte, la storia, gli aspetti medici. Questa è un'immagine clamorosa per chi di voi ha qualche piccola confidenza con le immagini. Si vede una lesione del polmone lì in alto a destra, si vede l'aria nel mediastino dappertutto e dall'altro lato si vede questa massa di metastasi delle coste e della parete del torace. Andiamo avanti. E quindi quali erano i problemi etici che questo caso presentava?
intanto un cancro dell'esofago avanzato, complicato dalla perforazione, è una malattia rapidamente mortale. Comunque pochi sono i giorni ancora davanti. E a questo signore, a questo paziente, l'unico approccio proposto era quello tecnologico. Mettiamo un drenaggio al torace, un tubo nel torace, mettiamo una protesi nell'esofago, facciamo l'anestesia generale, che non avrebbe cambiato di nulla la prognosi comunque infausta. Avrebbe messo il paziente sottoposto a procedure che non tornavi indietro, anche perché probabilmente sarebbe stato impossibile staccarlo dalla ventilazione meccanica dopo l'uscita dalla sala operatoria e se fosse prolungata la sua malattia, la sua vita, avrebbe probabilmente dovuto sottoporsi a una tracostomia per ovviamente nutrizione artificiale. Quindi i problemi etici stavano nel contrasto a tutto ciò che la tecnologia ti offriva. Andiamo avanti e quindi quali sono le scelte? Le scelte, che poi sono state queste, è parlare al paziente e anche ovviamente con i familiari, in questo caso la moglie e il fratello, per offrire una cura palliativa, nel senso che è possibile controllare tutti i sintomi fastidiosi e negativi, evitando procedure invasive, andiamo avanti, e la soluzione più coerente, che è l'ultima domanda per l'analisi etica del caso clinico, è che una volta stabilizzato il paziente che veniva in terapia intensiva per questa nuova aritmia che aveva avuto, si faceva un trattamento farmacologico della mancanza di respiro e se si riesce a raggiungere una stabilità ragionevole, si può proporre la cura palliative a domicilio oppure in una RSA con funzioni di hospice. Il documento è in cartella clinica ed è stato sottoscritto da tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione che è l'analisi etica di un caso clinico e che va in cartella perché argomenta le scelte che si sono fatte. Andiamo avanti. Nello stesso anno esce un formidabile documento, anche questo poco noto come la legge di cui abbiamo parlato prima, ed è un documento della SIARTI, che è la Società Italiana di Anestesia e Rianimazione, che si pone esattamente il problema per come abbiamo visto nel paziente di prima. Dice, quando ci sono delle grandi insufficienze d'organo, end stage, ultimo stadio, cosa possiamo scegliere? Cure intensive o cure palliative? Come possiamo pianificare la scelta di cura? Facciamo un documento tutti insieme. Infatti, se vediamo, nella prossima, vediamo che abbastanza società scientifiche aderiscono a questo documento. I cardiologi, i medici d'urgenza, i medici delle cure palliative, gli infermieri di area critica, la medicina generale, i pneumologi. Non ci sono, ad esempio, e questo potrebbe essere interessante anche cercare di capire perché, non ci sono i neurologi, non ci sono gli oncologi e non ci sono i chirurghi generali. E quindi questo documento consente, ancora oggi consultato, di avere una ragionevole tranquillità nell'offrire le cure palliative rispetto alle cure intensive in questo tipo di pazienti, perché la tecnologia ti può offrire tutti i suoi strumenti, perché per intubare qualcuno, attaccarlo a una macchina, non c'è nessun problema, il problema è se ha senso farlo. E questo documento aiuta a cogliere questa possibilità di offrire l'alternativa alla terapia intensiva considerando le cure palliative. Se andiamo avanti vediamo che poi ancora una volta, sempre la SIARTI, nel 2018 potenzia le raccomandazioni
per un approccio alla persona morente che sia rispettoso della sua dignità e della sua identità. Vediamo. Ecco, adesso potremmo anche fermarci qui, se mi dici, Luigi, che può essere discutere su questa prima parte qua e l'urgenza, non so, dimmi tu come ti sembra, come Se vuoi tempi. puoi andare ancora avanti un quarto d'ora, Bene, queste cose allora, ci metti un po' più di carne al fuoco per i ragazzi. sì, bene. Allora, l'urgenza evidentemente spariglia questo ragionamento che abbiamo fatto fino adesso, no? Se andiamo avanti, vediamo che il medico che vuole andare a lavorare in un dipartimento d'emergenza deve fare qualche riflessione in più rispetto a quello che si immagina, no? Perché i dipartimenti d'emergenza pensati come furono pensati 50 anni fa non esistono più e non esiste più nemmeno quel medico d'urgenza che vediamo nei telefilm americani, no? Ad esempio, se andiamo avanti, vediamo che in Italia i codici rossi sono il 2%, il 18% sono i codici gialli, quindi vuol dire che l'80% non è urgenza. Quindi il medico che lavorasse in pronto soccorso, che lavora in pronto soccorso, 80 volte su 100 non si occupa di urgenza. Non solo, ma le morti per malattia acuta sono solo il 15% delle morti totali. Cosa vuol dire? Che il mondo, vediamo adesso, anche velocemente, ha cominciato a interrogarsi su cosa succede nei dipartimenti di emergenza, cosa sanno i medici, cosa si immaginano, quando cominciano a capire che l'80% del loro lavoro non è sui pazienti che hanno problemi urgenti. E in realtà questi medici pensano che le cure palliative sia qualcosa che è legato squisitamente alla morte, che non si possono fare le cure palliative nel dipartimento d'emergenza, che è colpa dei parenti che portano i pazienti in pronto soccorso e non sono capaci di tenerli a casa a morire, e che non ci sono servizi territoriali in grado di gestire questa questione qua, mentre quando arrivi in pronto soccorso tutti fanno tutto e nessuno è capace di sospendere le cure anche giudicate futili o inutili. Detto questo, tutta una serie di altri articoli di cui possiamo ancora vedere i titoli sostanzialmente, che dicono: guardate che nei dipartimenti di emergenza si muore e quando si muore raramente per un problema acuto, quindi dovremmo essere capaci di gestire una parte di palliazione anche nel dipartimento d'emergenza. Adesso, scorrendo velocemente, vedete ci sono tutta una serie, British Medical Journal, un editoriale di Geriatrics, l'Emergency Medicine, che è un altro giornale tipicamente del medico di emergenza, che mai ci sarebbe aspettati che pubblicasse articoli parlando delle cure palliative nel dipartimento d'emergenza. Andiamo avanti e vediamo che alla fine ci sono addirittura l'idea della palliazione in tutta la patologia acuta, che è una cosa molto interessante. E quali sono le questioni della palliazione durante le patologie acute? L'analgesia, capire se c'è bisogno e quanto bisogno c'è di trattare il dolore. La cura della bocca, della mucosa, degli occhi, il posizionamento, la postura per il comfort. Non può stare un paziente alla fine della vita 5 ore in barella in pronto soccorso per aspettare un posto in medicina dove poi andrà a morire. Dovrà avere anche in pronto soccorso questo tipo di attenzione. Ci sono i familiari. Capire la necessità della sedazione, abbiamo visto prima la sedazione palliativa che è quasi un must alla fine della vita, e questo può essere anche in pronto soccorso agito subito, senza tenere i pazienti in barella intanto che si ricovereranno in reparti medici. Andiamo avanti. E quindi il pronto soccorso, in quella rara urgenza che succede, cosa si può fare? Vediamo questa che era la proposta, anche con una certa base di buonsenso giuridico, no? Nel senso che poi il medico dell'urgenza non può in una situazione d'urgenza vera
immaginare di essere capaci di raccogliere il consenso. Quindi intanto si prestano le cure necessarie, a meno che non sia possibile, perché ci sono le DAT, acquisire rapidamente uno scritto, un documento che dice cosa avrebbe voluto questo paziente, no? E comunque il medico d'urgenza non può immaginarsi di superare la proporzione nel proprio agire, no? Nel senso che quello che fa deve essere comunque proporzionato all'ipotesi di risultato positivo per il paziente, no? E quindi se vediamo uno schemino che andiamo avanti, potrebbe essere questo per il medico dell'emergenza. Quindi le cure sono necessarie e non posso prendere il consenso. Però se c'è un documento di dissenso è un limite invalicabile. L'altro limite invalicabile è la proporzionalità di quello che faccio. Se poi andiamo avanti, appena è possibile ottenere un documento o il consenso, subito lo agiamo, dovremmo astenersi o interrompere appena sia evidente che è sproporzionato quello che stiamo facendo. Andando avanti, vediamo le prossime due, il problema del rispetto dell'identità, e l'altra questione dovrebbe quella essere del medico che si astiene o interrompe la non punibilità, quindi la non... Andiamo avanti. Ecco, alla fine di questa lunga storia che è durata 10 anni, il coordinamento per l'etica nella pratica clinica ha prodotto questo documento, che è l'accompagnamento della persona nell'ultimo tempo della sua vita, ed è stato un lavoro redatto insieme anche al professor Gaudino, al professor Furlan e a tutte quelle figure che ci hanno aiutato durante i lavori dei laboratori di bioetica, quindi filosofi, giuristi, psicologi, e alla fine si è prodotto questo documento che dovrebbe essere letto, discusso, agito e studiato come documento fondante di una relazione di cura davvero compiuta. L'ultima diapositiva, credo, ecco qua. Questi sono 3 libricini che aiutano chiunque voglia affrontare questo argomento. Modi di morire di Yona Head, che è stata la presidente dell'Ordine dei Medici, dell'analogo dell'Ordine dei Medici inglese. Per la dignità del paziente è il lavoro di Marco Bonetti, che è quello che ha prodotto il grafico sul tempo che passa e il tempo che resta, e la professoressa Fontanella, che avete sentito in una relazione precedente, ha scritto questo meraviglioso libro sulla sua esperienza in ospedale, e qui è la comunicazione.